Al Sorbello Stadium di Messina va in scena la terza giornata del campionato di terza categoria messinese, con l'Astro Pappottello pronta a confermare l'ottimo avvio di stagione. La nuova matricola messinese, protagonista di un inizio perfetto con 2 vittorie su 2, arriva al match dopo il successo esterno sul campo dello Stromboli e vuole proseguire la propria corsa ai vertici del girone. Di fronte ci sarà un'altra formazione isolana, il Malfa, reduce dalla sconfitta sul campo del Castanea Calcio, è decisa a riscattarsi contro una delle rivelazioni di questo avvio di campionato. Una sfida dal sapore particolare tra entusiasmo e ambizione, con entrambe le squadre determinate a lasciare il segno nel provinciale. Prima occasione di marca isolana, al quinto, cross messo dentro dalla destra, la sfera viene respinta al limite per Greco che calcia trovando l'attenta parata da parte di Musolino. Al 13esimo punizione di Cambria, Mancino che però si spegne alto sul fondo. Al quarto d'ora esordio per Daeru che prende il posto dell'infortunato Raffaele Mancialdi. Al 17esimo punizione di Taranto, destro che però si infrange sul legno alla destra di Musolino. Alla mezz'ora Cambria per Falletta, il quale si accentra e calcia non impensierendo Giardinello. Ultima emozione della prima frazione di gioco con la rimessa laterale per Saporoso, battuta veloce, prende il fondo e calcia trovando la deviazione provvidenziale da parte di Giardinello. Tramonta allora sul parziale ad occhiali la prima frazione di gioco, 0-0 ancora tra Astro Pappottello e Malfa. Dopo 4 minuti di rientro in campo e le formazioni, la punizione di Cambria sul secondo palo, pesca Parisi, piattone destro che gonfia la rete per il vantaggio dell'Astro Pappottello, che prova a bissare 3 minuti più tardi ancora da un piazzato di Cambria deviato in corner da Giardinello. Un minuto più tardi è il destro di Panetta a scaldare ancora una volta i guantoni dell'estremo difensore isolano. 55esimo, Falletta vince un paio di rimpalli con caparbietà, entra in area di rigore, lascia la sfera a Cambria che fa 2-0 per l'Astro Pappottello. Mancino chirurgico all'angolino di Diego Cambria e 2-0. Al 73esimo punizione di Gentile, si spegne all'incrocio dei pali, lob morbido che scavalca la barriera per il 3-0 dell'Astro Pappottello, che vede virtualmente la vetta della classifica a 9 punti. Intanto Falletta, già ammonito, falcia Taranto, si guadagna il secondo giallo di giornata, doccia anticipata per lui. Doppio cambio allora per Mister Previdi dentro Dionigi e Muscolino in luogo di Parisi e Musolino. Nel finale scampoli di gara anche per Marmino e Salvador in luogo di Saporoso e Cambria. C'è ancora tempo nel finale per un'occasione di marca isolana, con la punizione di Saporito controllata senza problemi dal nuovo entrato Muscolino. Primo minuto di recupero, corner messo dentro per D'Ambra che tutto solo colpisce la traversa, non trova nemmeno la rete della bandiera il Malfa, e allora l'Astro Pappottello può stappare lo spumante in freezer. 3 vittorie su 3 uscite, 9 punti in classifica all'esordio nel campionato di terza categoria messinese. Un saluto amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima.